E a proposito di questioni sanitarie ce n'è una particolarmente importante che riguarda i bambini colpiti da malattie incurabili che hanno bisogno di cure palliative, di terapia del dolore. In occasione della presentazione di un progetto di un nuovo hospice pediatrico in Senato ieri a Roma è stato lanciato un appello per aumentare le possibilità di cura per questi bimbi. In Italia ci sono 8 hospice pediatrici con appena 30 posti disponibili, 6 sono quelli in fase di costruzione, ma ci sono 35.000 bimbi che hanno bisogno di cure, un numero che aumenta del 5% ogni anno. Il nuovo hospice pediatrico di Padova, che oggi andiamo a presentare, è uno degli aspetti più importanti per curare i nostri bambini, i nostri figli. Ce ne sono più di 35.000 in Italia che hanno bisogno di queste cure. Padova, che è stato il primo centro aperto, uno degli 8 già esistenti in Italia, se ne stanno aprendo altri 6, ma il bisogno è importante e salvare una vita non ha prezzo, anzi aumentare le cure palliative per i nostri bambini, per i nostri ragazzi è sicuramente un aspetto fondamentale. Il numero dei bambini che hanno bisogno di cure palliative sta drammaticamente aumentando, quindi è un problema di salute pubblica che sta dilagando e sta diventando uno dei problemi centrali della medicina pediatrica. E quindi è drammaticamente importante trovare delle soluzioni organizzative che richiedono peraltro anche del personale formato e richiedono all'Atere una grossa informazione sociale sul compito delle cure palliative. Il Veneto, il centro regionale di Padova, è stato all'avanguardia nel 2009 aprendo il primo hospice pediatrico italiano e tuttora è un punto di riferimento nazionale estremamente importante. La sede attuale è divenuta angusta per le necessità e le esigenze crescenti che si manifestano nel territorio, perché c'è un numero di piccoli pazienti in continua crescita e quindi d'intesa con la Regione del Veneto, con l'azienda ospedaliera di Padova, abbiamo promosso la realizzazione di un nuovo centro, in cui il progetto è articolato su 3 grandi pilastri: ovviamente l'assistenza in primo luogo, in secondo luogo la formazione di personale specializzato e in terzo luogo l'assistenza alle famiglie. Per tutti i bambini che hanno una diagnosi di inguaribilità e le loro famiglie, e quindi le famiglie e i genitori caregiver, avere un centro di cure palliative pediatriche a cui potersi appoggiare è fondamentale, perché è migliorativo per la vita del bambino e della famiglia. Veramente regala anni di vita, di buona vita, ai bambini che hanno una diagnosi appunto di inguaribilità.